La trappola Yatlor F per la cattura degli adulti degli elateridi, per monitorare gli appezzamenti e capire dove ci sono popolazioni sopra la soglia di danno e escludere tutti gli altri da ogni difesa, perché non ci può essere un elevato danno. La trappola è non saturabile, gli adulti possono essere catturati mentre scalano questo bordo oppure sbattono volando su questi setti. Va innescata col feromone sessuale delle diverse specie, può essere multi-innescata. La prima specie che viene monitorata è Agriotes brevis e la posizione del feromone è la posizione bassa. Si fa così e si mette in questa posizione con la chiusura del dispenser verso il basso. Poi, proprio in questa epoca, ai primi di aprile, si aggiunge il feromone per Agriotes sordidus in posizione media, sempre con la chiusura verso il basso, e per praticità si può inserire così. Ho la trappola innescata adesso col feromone per Agriotes brevis e con il feromone per Agriotes sordidus. Successivamente posso aggiungere un ulteriore feromone in posizione alta per Agriotes litigiosus e per Agriotes ustulatus. Posso metterli nella posizione alta e avrò ancora il sordidus in posizione media, quindi avrò Agriotes brevis nella posizione bassa, avrò l'Agriotes sordidus nella posizione media, l'Agriotes litigiosus e l'Agriotes ustulatus nella posizione alta. È quindi una trappola plurinescata, non ci sono interazioni negative fra i feromoni di diverse specie come la ricerca ha evidenziato negli anni, e quindi io con un unico strumento riesco a capire il livello di popolazione delle principali specie di elateridi presenti nei territori del Veneto. Riesco quindi a stimare il rischio di danno negli anni successivi e quindi a gestire una buona difesa integrata del mais e delle altre colture suscettibili agli attacchi di larve di elateridi e ridurre quindi il quantitativo di insetticidi utilizzato. La trappola va quindi posizionata nel terreno, interrata 1-2 cm con 1-2 cm di terra attorno al bordo per favorire la risalita degli adulti che sono attratti dal feromone verso la parte centrale della trappola. Una volta che entrano cadono giù e vengono catturati nell'imbuto alla base della trappola stessa.